Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera vi presento un amico, un collega, Claudio. Ciao Claudio, grazie per essere con Ciao. noi. Grazie Sicuramente a te. molti di voi lo conosceranno perché ci ha intrattenuto con degli splendidi lavori anche online durante questo meraviglioso periodo di transizione che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. E questo mi ha dato modo di conoscerlo. Io devo dire che tutti maledicono il web, ma nel web siamo sempre lì, non è il web che ha colpa, è sempre il modo in cui lo usiamo. E grazie al web ho potuto conoscere Claudio Tomaello, che insomma è un autore, un narratore teatrale di grandissimo spessore, al quale ho veramente inginocchiandomi ho chiesto per favore Claudio rilascia un'intervista per il nostro canale. Lui con la sua bontà infinita insomma alla fine ha accettato. Allora io partirei subito con il tema della nostra chiacchierata, che è la fiaba, che è un tema insomma fondamentale per la nuova pedagogia. Noi stessi abbiamo scritto un libro di fiabe proprio per avvicinare tramite i bambini gli adulti che magari hanno bisogno di particolari strumenti per condividere e anche tramandare insomma dei concetti nuovi rispetto insomma della nuova era, che non riportino in auge invece quelli che fanno più comodo insomma alla vecchia era, ecco. Manteniamoci sul vago. Per cui parto subito con la prima domanda. Caro Claudio, ma che ruolo avrà la fiaba nel mondo che verrà? Wow, che domanda! Allora, guarda, carissima, intanto grazie per l'invito. La fiaba. Le fiabe tengono compagnia, innanzitutto. Cioè, quando più in generale le storie, e in particolare anche le fiabe, no? Non sei completamente solo finché hai una storia da ascoltare o da raccontare. Se poi questa storia è una fiaba, la fiaba ti racconta non di qualcun altro o di qualcos'altro, ma le fiabe, in fondo, tutte le grandi fiabe, quelle iniziatiche, chiamiamole così, hanno sempre solo un unico soggetto: tu. E le fiabe sono specchi, quindi che ruolo avranno? Che ruolo già hanno e lo avranno sempre di più? Sono delle compagne di viaggio, sono delle mappe. Quando io non so bene come destreggiarmi, come orientarmi in certi territori, prendo la mappa delle fiabe. Ovviamente non sono territori fisici, le fiabe non descrivono la realtà fisica materiale. Nelle fiabe la principessa non è una donna e il principe non è un uomo, perché non è quella la realtà, il livello di realtà a cui si riferiscono. È il livello di un'altra realtà, la realtà animica, chiamiamola così, astrale. Quindi le fiabe sono una mappa della nostra realtà astrale. Io quello che immagino è che in futuro, quando uno avrà necessità di dire voglio avere dei punti di riferimento per il territorio, non so, della gioia o del coraggio o della colpa o di qualsiasi altra, altra emozione, potrà dire: "Ah, aspetta, per quel territorio c'è quella fiaba". E avendo le chiavi di lettura che ci permettono di passare dall'illusione che le fiabe siano storie di fantasia inventate da chissà chi, passare invece da questa illusione alla realtà che le fiabe sono state viste, non inventate, sono state viste da chi aveva una certa sensibilità, perché descrivono perfettamente i territori interiori che Gli attraversiamo. archetipi, giusto? Esatto, esattamente. In questo io quello che immagino è che veramente saranno sempre, sono già e saranno sempre più mappe della nostra interiorità. Quindi quando avrò bisogno di capire come posso diventare eroe nel territorio del coraggio, andrò a leggermi una fiaba. Come posso diventare eroe nel territorio, non so, della tenerezza? Andrò a leggermi un'altra fiaba e così via. Ok, e
per portare avanti, diciamo, questa tua visione del ruolo che avrà la fiaba, che cosa stai facendo adesso nel presente? Un sacco di cose. Dicele! Guarda, io, sono, onorato e privilegiato, per quello che sto vivendo. Nel senso, io porto, le ispirazioni continuano ad arrivarmi. Io ho cominciato 17, 18 anni fa raccontando fiabe agli adulti. E da subito io ho sentito, qua c'è la gatta. Sì, non ti preoccupare che io qui c'ho il cane. Perfetto. Da subito ho sentito che io dovevo raccontare agli adulti, proprio per riscoprire, no, le mappe che le fiabe sono. E cosa faccio? Io faccio sostanzialmente spettacoli di narrazione teatrale e seminari di crescita personale e spirituale, dove utilizzo in entrambi le fiabe. In alcuni momenti, in alcuni spettacoli teatrali e nella maggior parte dei seminari utilizzo fiabe della tradizione, quindi andiamo a rivivere, entriamo nelle fiabe non solo dal punto di vista emozionale, ma anche poi concettuale e poi anche gestuale, cioè viviamo le fiabe proprio della tradizione per vedere cosa hanno da dirci. In alcuni spettacoli poi invece di narrazione teatrale io racconto storie nuove, quindi potremmo dire fiabe nuove che mi sono arrivate, nuove. Sai, le storie esistono già, noi semplicemente siamo antenne che captiamo quello che c'è già. Esatto. Quindi attraverso spettacoli e seminari, i più vari, guarda, ogni tanto mi chiedono ma come fai a ricordarti tutto? Non lo so. Però io ti dico, sto portando in giro 5 spettacoli diversi e non so più quanti seminari, 8, 10, non lo so, proprio per esplorare i diversi territori di cui parlavamo prima. Io avevo sentito questa nostra affinità, infatti per fortuna siamo riusciti anche a incontrarci dal vivo ed è stato un incontro meraviglioso, perché l'intuizione che abbiamo avuto entrambi e che ci accomuna come ricercatori della nuova pedagogia è che adesso bisogna aiutare gli adulti, non i bambini. Cioè bisogna aiutare gli adulti a lavorare su se stessi per non condizionare i bambini, per non diventare tramite di un sistema che ci in un certo senso condiziona, ci mette microchip virtuali, come li chiamo io, e ci fa portare avanti una narrazione che non è la nostra. Okay? Esatto, Quindi, esattamente. Guarda, la vita dipende da come la racconti, no? Cioè tutto quello che abbiamo vissuto è stato possibile perché c'era una narrazione sottostante. Esatto. E questa narrazione ha avuto così presa perché c'erano degli agganci dentro di noi, altrimenti non avrebbe avuto questa presa. Bravo. Quindi il modo migliore per guarire in tutti i sensi è proprio aprirsi anche a narrazioni diverse, cioè, ovvero a nuovi modi di vedere la vita e l'essere umano. Infatti noi, come una delle attività che facciamo, e diciamo sempre, vanno riscritti i libri di scuola, perché i libri di scuola sono un tam tam propagandistico di una certa narrazione che per fortuna non è più la nostra. Certo, e c'è anche da dire questo, che nel momento in cui io, per usare il linguaggio delle fiabe, esco di casa, entro nel bosco perché c'è una luce che mi chiama al di là del bosco, tutte le grandi storie sono riassumibili in questa immagine, quando muovo i primi passi, la vita ti aiuta, cioè il mondo spirituale viene in aiuto e tutti gli incantesimi, questo le fiabe lo descrivono in maniera meravigliosa, non importa per quanto tempo siano stati fatti e quanto forti siano, nessun incantesimo è per sempre e soprattutto se tu entri nel bosco, cioè ti inizi a porti domande, a fare la tua strada, gli incantesimi si sciolgono. Vero. E anzi, ancora di più, perché poi questa è la visione spirituale, ti rendi conto che gli incantesimi non servivano altro che da sprone per farti uscire di casa. Esattamente, esattamente. Ma adesso passiamo alla terza e ultima domanda, Claudio, quella sul passato. Ma Claudio,
Com'era da bambino? Uh. Aveva già questi suoi amori per le fiabe? Raccontaci un po' di te e di come in fondo, perché noi abbiamo quest'idea, quello che noi siamo adesso è comunque la provenienza di un'infanzia, di un bambino fatto in un certo modo. Per cui Certo. dici di te. Guarda, luci e ombre, direi così. Io diciamo che ho avuto dal lato ombra alcune prove non indifferenti, diciamo così. Però sempre, io da sempre ricordo una sensazione che ho tuttora, ma la ricordo da quando ho memoria, di una bussola dentro. Cioè un qualcosa che mi diceva di là. Io come ognuno di noi, insomma, ognuno di noi ha le proprie ferite. Io ho le mie, tu hai le tue, no? Però questa bussola mi ha permesso di dire, era una bussola che mi diceva, questo è uno dei doni, no, dei miei genitori, no? Una bussola che mi diceva: c'è un'ombra, c'è una porta da aprire, aprila. Cioè vai fino in fondo. Io ho sempre avuto questa cosa qua, vai fino in fondo. Perché altrimenti, non lo dicevo così all'epoca, ma adesso lo direi in questo modo, altrimenti non esci dall'incantesimo. Vai fino in fondo, anche se c'è del dolore. Perché crescendo ho scoperto che il dolore insopportabile è il dolore inutile, cioè quello che non ti fa cambiare. E invece a volte passiamo attraverso dei dolori che però poi, se li usiamo in un certo modo, si rivelano utili. Detto questo, io ricordo che giocavo sempre a calcio col mio pallone piccolino sul capitello di San Rocco, perché mi piaceva tanto quel capitello perché aveva il muro giusto per poter far rimbalzare la palla. Però poi crescendo ho scoperto che San Rocco è patrono dei viandanti. Io mi sono sempre sentito un viandante, ma non solo. Lui è patrono dei viandanti ed è zoppo, cioè è claudicante, Claudio. Allora là mi sono detto, che meraviglia, è uno zoppo il patrono dei viandanti, cioè è chi è consapevole delle proprie ferite che ha la possibilità di scegliere meglio quale strada fare, quale sentiero percorrere, perché non li puoi percorrere tutti, perché hai una ferita. Ma allora la ferita non diventa un ostacolo, ma diventa la possibilità di non perdersi in 999 strade e di dire, ok, una posso sceglierne, perché sono ferito. E questa in fondo è una grazia, cioè è un dire, ok, questa è quella che scegli. La chiamata che io ho sempre sentito dentro è vai fino in fondo. Io da piccolo non avevo idea di fare il narratore, di scrivere, ma proprio per niente, fino a 28 anni, ma neanche. Però mi piaceva leggere, mi piaceva ascoltare, mi piaceva, ecco, direi questo, sai, cercare il potere, ma il potere non sugli altri, ma su di me, cioè migliorarmi sempre di più, no? Per esempio, giocavo nel giocare a calcio, oppure nell'ascoltare qualcuno che mi parlava, o nell'essere attento a quando costruivo i carrettini, sai, o le case sugli alberi, ecco, di andare sempre un po' più in là per imparare. Esatto, ma un miglioramento al servizio di chi mi stava accanto. Cioè un qualcosa che, quindi avere potere, ma diventare migliore, ma non so, giocando a calcio, per far sì che io potessi fare l'ultimo passaggio in modo tale che magari il compagno che sapeva meno giocare a calcio potesse lui fare gol. Perché per me era quello l'importante, da sempre. Quindi io in fondo... fare servizio. Cosa? Fare servizio. Sì, esatto. Beh, queste sono le cose che diciamo noi, che si nasce così, non si diventa, cioè le anime si incarnano con una missione, con un piano di volo, e per alcune è abbastanza chiaro. Tra l'altro vorrei far sottolineare che a 28 anni che l'anima bussa la prima volta, secondo la scienza dello spirito, alla nostra personalità. Quindi, come vedi, ci sono già... Quindi questa bussola la possiamo chiamare un maestro interiore? Sì,
Sì, sì, io ho proprio la sensazione, è un sì, se dovessi dirlo, sai, un qualcosa che ci sto pensando proprio in questi giorni. È un'anima con cui io ho, cioè uno spirito con cui io ho fatto diverse vite, credo. Beh, E certo. una volta sto qui io, e l'altra volta sta qui Vi lui. alternate? Vi alternate. Esatto. Okay, Esatto. quindi è quasi un gemello col quale vi date Sì, il cambio. Ah, beh, assolutamente. è interessante questa ipotesi, guarda, non l'avevo mai presa in considerazione, ma è È quello che interessante. sento, è quello che sento. Claudio, io ti ringrazio. Hai qualcosa da dirci, da lasciarci, un messaggio che vuoi lasciarci così in conclusione di questa piccola chiacchierata? Allora, fammi pensare. Mhmm, Guarda un po' la bussola s che ti dice. sì, 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 sì. C'è una breve storia, proprio breve, breve, che mi piace Vai. molto perché racconta, il segreto della felicità. La Allora felicità sai, per la nuova allo pedagogia, la felicità è uno scopo, eh. ecco, in realtà quello che ti sto per dire, va in direzione opposta e Bene. vediamo. Nel senso che io ero dentro l'illusione che la felicità dovesse essere appunto uno scopo, Mh, però c'era qualcosa che non mi tornava. vai. Finché ho incontrato questa storiella. Allora c'è un gattino, sai, che passa tutto il tempo a correre dietro la sua coda. E non ci riesce mai a prenderla. E poi un giorno passa di lì un gattone che dice: "Figliolo, cosa stai facendo?" E il gattino: sapessi, ho sentito che la cosa migliore per un gatto è la felicità e che la felicità è nella mia coda. È per quello che la rincorro, perché quando l'avrò presa sarò felice." Allora il gattone ci pensa, lo guarda e dice: "Sai figliolo, anch'io ho pensato ai massimi sistemi e anch'io sono giunto alla conclusione che la felicità è nella mia coda. Ma ho anche capito una cosa, che se passo il tempo a rincorrerla, non ce l'avrò mai. Mentre se vado per la mia strada, essa mi segue sempre." Che E quindi bello. io ringrazierò finché vivo questo gattone, perché mi ha dato un'immagine che mi permette di agganciarmi a un concetto fondamentale, che la felicità è una conseguenza del fare la propria strada. Quindi lo Bello. scopo lo scopo della mia vita è mettere a È frutto il i miei viaggio, talenti. è il Esatto, viaggio. è mettere a frutto i talenti che mi son stati dati. Mh. E se lo faccio, inevitabilmente sarò felice. Una cosa che noi cerchiamo di trasmettere invece nei nostri percorsi di nuova pedagogia è che per noi la felicità è comunque il linguaggio dell'anima. In che senso? Ah, okay. Che sì, perché noi diciamo: "Come facciamo a capire se stiamo facendo la cosa giusta?" Ma è Certo, semplice: se sono infelice vuol dire che non sto seguendo il certo, mio è piano un di lavoro. indicatore. È un Mh. indicatore. Se invece Chiaro. sono felice vuol dire che sono più vicino al motivo per il quale sono venuto in questa Esatto, dimensione. certo. Sì. Ognuno c'ha i suoi gatti. A ognuno i suoi gatti. Ognuno i suoi gatti. Senti Claudia, davvero grazie di cuore per il tempo che ci hai dedicato e il mio augurio è di rivederci molto presto dal vivo. Ti auguro ogni bene per i progetti che stai perseguendo e e che dire, alla prossima. Grazie mille a te e a voi e a tutto quello che stai facendo e seminando con la nuova pedagogia. Grazie, arrivederci a tutti, alla prossima chiacchierata.